Buonasera a tutti, BCTV, tenevamo de oggi di 21 di marzo 2020 Kimbe. Bene, oggi, in dia di oggi non vi posso dare la mattina adesso di Said, che ha problema già che non si vede che mi mandano qualche messaggio in Messenger, in BCTV, a chi te ne manco mi causa danno, insomma, quindi non me ne mannete, insomma, appena iscritto, mandatemi un messaggio in WhatsApp, casi mi lo mandate in Messenger, poi la berrere minche ho catadà su Messenger del BTTV e minche ponete in un altro e niente, bisogna dare 1000 password egali di disconnessione in corso, non si che occata pedese, quindi evitate di mi mandare messaggio in Messenger del BCTV, mandatemelo in WhatsApp a Bustiano Composto. Bene, cominciamo a Noval de Oie, cominciamo che non dire che non un toccamento d'olo importante, insomma, è venuto a mancare il morto perché dopo io ci riaco Calvisi, grazie a Caterina che è stata nata poco tempo saket, babbo di Lucianzera e Diego. Che dopo io non è un personaggio qualsiasi, insomma, è un personaggio connoto che, insomma, che è stato tanto al via sul giornale, è un personaggio complessivamente positivo, insomma, che ha scritto accettare una vita che la sorte l'ha riservato e in questa tipo di vita chi l'è stoccata è resistito a crescere la famiglia e a si mantenere a forza di tante occasioni magari chi sono state prospettata di non serenità, insomma. Quindi adioso, perché vado all'articolo sul giornale, lo siamo a leggere, però insomma ammentare una persona che merita veramente di essere ammentata in positivo. Non ho scritto nulla su toccamento d'olo, però cagai è stato piaciuto. Bene, dammo toccamento invece sportivo, Crasa cioè domenica 23 di marzo gioca a San Vitese, giocata il stadio comunale Sena dell'Ovola e giocata contro Silanus, Polisportiva Silanus. Giocata a Sastrese, de Ortegie, e so iniziamo a far seguire la partita pure in diretta dai Vizi TV. Andiamo da innanzi, appuntamento, va bene, intanto può andare in ordine, l'appuntamento di oggi è chiesto questa manifestazione del Sos Pastore, mobilitazione generale, ma due corteos che partono, uno partiti dal Susologo e l'altro partiti da Ottana, e poi si imbenini a Barduoso in Pratosardo. Una manifestazione a sentire che BCTV a comprendere quali sono il motivo al base di questa mobilitazione. Arriviamo a l'altro appuntamento è questo di Achimus, ma anche questo è già su 31, 2020 Kimbe, marzo 2020 Kimbe, Achimus, associazione culturale, all'interno del progetto Educazione alla legalità, organizza la conferenza educativa rivolta ai genitori e alla comunità educante, con il dottor Lorenzo Braina. Le regole che rendono liberi, ore 19.00, salone parrocchiale di Bitti. Altro appuntamento, questo è su Crasa, a cominciare dalle 19, fede e cultura, il mondo di Raimondo Turtas, storia, lingua e identità, giornata di studi, Bitti, 22 marzo 2025, Cine Teatro Ariston, via del Feno 14, in che è sul programma, ma l'hanno distribuito domo pro domo, quindi tutto quanto il bilasse, prima sessione ore 9 ha una vocazione radicata nell'identità, 2 seconda sessione lo storico, terza sessione la lingua sarda e liturgia.
poi vamos su pellegrinaggio giubilare a Assisi, Cascia e Roma, organizzato da Don Antonio Cosseddu, chiamato pure Don Tottoni Cosseddu, o rettore del Louvre di Oranie, che este posa al dies 14 quindi che secchi dell'Ampata 2025 si paga 600 euro e su postale partiti da Ebizi. Poi colate in Luvula, colate in Onanie, in Luvula e cui a su aeroporto su viaggio este in aereo vinasa sul locolo indicato, insomma, a Sesi, Cascia e Roma. Poi sarà a muovere che in un altro postale andiamolo Galabidere, questo l'abbiamo già visto, scusate, Galabidere altro appuntamento, la Terueste Bitti 29 marzo 2025, ore 18, Salone de Probania. Costo dei Taedata racconta, Giovanni Farina racconta la sua vita attraverso le sue opere. Interverranno il dottor Matteo Melin, organizzatore dell'evento, l'autore Giovanni Farina e l'editore Costantino Cavalleri. Poi in plus Rusero, pensa che osa sazzo, insomma, chiamiamo Lugai, in su Salvatore, però partecipa anche festa, insomma, e partecipa alla Sassazzo, bisogna desimarcare, desassentare e bisogna desassentare i sottili dei Pigozzi. Andiamo da innanzi chissà rassegna stampa. Addio al bandito di Bitti, graziato dal presidente Cossiga. Ciriaco Calvisi, morto in casa a 96 anni, quasi 30 li ha trascorsi da latitante, accusato di un omicidio avvenuto nel 1957. Si era sempre dichiarato innocente. Bitti, in galera sarei stato come un morto nella tomba. Ciriaco Calvisi aveva scelto la latitanza per questo motivo. Fedele ad un vecchio detto sardo, può essere in galera mezzo morto, meglio morto che in galera, che in carcere. Nato a Bitti il 12 marzo 1929, Chirché de Poio, all'anagrafe Ciriaco Calvisi, è morto ieri mattina nella sua casa a Bitti. Aveva 96 anni compiuti qualche settimana fa. 10 giorni fa era morta anche sua moglie, la amatissima Caterina Casu, anche lei di Bitti, l'amore di una vita, la ragione di un'esistenza per Chircheddu, pastore di una famiglia di pastori. Ciriaco Calvisi era finito nei guai per l'omicidio del compaesano Andrea Orunesu, un delitto avvenuto durante la festa campestre di San Francesco a Lula, all'ombra del vicino Montalbo, nel lontano 1957. Condannato a 30 anni di carcere, la sentenza definitiva porta alla data del 1976. Chircheddu Poio ha passato 29 anni alla macchia fino al giugno del 1999, quando l'allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga, 1990 scusate, quando Francesco Cossiga lo ha graziato. Ribattezzato come il bandito buono, Calvisi è stato protagonista, suo malgrado, di una lunghissima odissea giudiziaria, tra condanne, assoluzioni, processi clamorosamente riaperti. Dichiaratosi sempre innocente e come tale ritenuto dal suo paese e da chi lo conosceva. Chircheddu Calvisi ha sempre mantenuto i rapporti con la sua famiglia e con Bitti. Tornava ogni tanto a vedere la primogenita Luciangela, diventata medico, e poi ancora il secondo figlio, nato poco dopo la fuga in montagna. Diego, appunto Diego, nel 1957, pastore come lui. Sapevamo bene che Calvisi spesso veniva in paese, raccontò il maresciallo dei carabinieri Romundo, il sottufficiale che per 20 anni gli ha dato la caccia. E va bene, noi cercavamo, c'è questa storia, insomma, poi la lighitese
chi in attenzione. Poi Satiro Giornale, Bessu Matessi, morto Calvisi, il bandito buono, 30 anni alla macchia, era stato graziato dal presidente Cossiga. Bene, andiamo da innanzi. I sindaci a sostegno dell'Einstein Telescope. Firmato a Nuoro l'accordo di programma con la regione per la candidatura di Sorsenatos. E poi eri in Luvola, ma scusate se non si può tornare, ma io purtroppo incastrato in un altro dibattito in Cagliari, l'assemblea, questa palestra gremita per l'incontro con la governatrice e i vertici INFN. Lula abbraccia il progetto, una grande opportunità. Volevo esserci perché questa è la più grande opportunità per il nostro paese, dice Domenico Canu mentre svela un pensiero condiviso. Einstein Telescope garantirà a Luna un futuro migliore per i nostri figli e nipoti e per la comunità intera. Ho fiducia nella scienza, il paese si scuote e si compatta. Le piccole sacche di diffidenza del passato sono svanite, spazzate via da un'infrastruttura che conquista il consenso. Ieri sera nella palestra comunale gremita è stata siglata un'altra tappa della corsa all'osservatorio di onde gravitazionali. Regione e Infin presentano il progetto ET Swan Lab, il nuovo centro di ricerca a Sorsenato. E va bene, il sindaco narrata, Rusinneco, il progetto Swan Lab è il primo seme della futura grande infrastruttura di Einstein Telescope, dice Antonio Zoccoli, presidente dell'Infim. Il sindaco non vede. Va bene, lei che è direttore Paolo Calia, lei che è direttore della miniera Paolo Calia aggiunge: spero fortemente che Einstein Telescope possa andare in porto. In effetti Paolo è stato uno dei suoi primi promotores e sostenitores di questo progetto. Ho lavorato lì per 33 anni, dal 1982. A me la miniera ha dato tanto, sono convinto che possa garantire un futuro ancora migliore ai giovani. Domenico Fumagalli dice: la palestra strapiena fa capire come la comunità di Lula voglia l'osservatorio di onde gravitazionali, ci può dare sicurezza e sviluppo. Però purtroppo questo attacco dei complotistas non vogliono che scrivono i complotistas qua. Prossimo amore di usiata. Chi è deve ponersi a scoria, chi è voi, chi è gai, vabbè. Einstein Telescope è di tutta la Sardegna, firmato l'accordo tra regione e gli enti locali. Allora, in occasione a esaminare c'è un articolo questa parte culturale della Nuova Sardegna, la bomba di Cattaneo racconta l'era nucleare. Questo è un libro chiaramente questo, racconta l'era nucleare e il futuro radiativo di un mondo in bilico, dal progetto Manhattan allo scacchiere globale in cui giocano i nuovi re dell'atomo, con un approfondimento sulle conseguenze di un conflitto di cui nessuno vuole parlare. Cioè, guardate bene, siamo davvero sul punto di non preoccupare seriamente dei temi che possa succedere. Io ero invitato a uno dibattito in nome praticamente in minoranza netta, come parere su questa guerra Ucraina-Russia. In nome è stato proiettato un filmato che praticamente di 50 minuti addirittura propaganda, netta propaganda russa, ma secondo me
controproducente per i matessi, in un bel affermaiata che il dottore dei Medici Senza Frontiere a chi hanno il traffico di organi, de órganos internos uratos a sospicinedos que venían a mortos seleccionándolos tipo su periodo nazista, una vila Embo e una vila Nono, una vila lauquidiana, una vila no lauquidiana, ponche tirare al morto poi los órganos che so dottore Medici Senza Frontiere commerciaiana e su mondo. Cosa sotto di questo tipo, chiaramente i russi arrivano come liberatore e comunque hanno l'esapo di mannato, ma si è di accordo che il Donbass è stato lasciato libero di decidere a sola che ne armas, che ne carro armato né russo né ucraino dentro, ma è nato che hanno già votato due referendum e che quindi sono stati liberati e annessi da essa Russia, che comunque ne parte dessa Russia, tipo come è successo, insomma. Che, salbregata il Garibaldina che hanno conquistato il regno delle due Sicilie e l'hanno traghettato sul regno di Sardegna nel 1860, che in un referendum in un besi votato in due urne, uno poniansi scheda rol de su sì, esatto, il rol de su no, due urne separate, e chi vota a no veniva subito arrestato e posto in galera che hanno non fucilato dai sos carabinieri del suo regno sardo che hanno 1860 e il regno sardo poi è diventato regno d'Italia sul 1900 e sul 1861. Bene, andiamo da innanzi. Perda de Fogo ricorda Ignazio Camarda. In effetti, en Ignazio Camarda in qualche parte vamos motivos furunosi, può lamentare, estende con gli atabisti, omaggio al botanico nel corso di un convegno su miele sardo, api e biodiversità. Andiamo questa è una pagina di politica internazionale che è scapitata in ocche, va bene, comunque la leghiamo visto che bisogna, Gaza via alle operazioni di terra, cioè praticamente e sicchines, invasione della terra palestinese da parte dell'imperialismo israeliano, insomma, cioè in possesso di questa terra e cancella un popolo, ma poi ormai il progetto non è manco un po' squatto, dato che Trump incarghettato, insomma, l'ha pure nato, si ne chiede fare di questa terra, si ne chiede fare un luogo di villeggiatura prolicola, los palestinesi l'hanno solo anneo e quindi bisogna o dello disperdere o anche lo boccare a foras. Questo è il suo mondo di oggi. Prima l'ambiente, sondaggio sulle priorità degli italiani, il green batte anche l'economia. Al forum Salviamo la Terra, un'indagine dagli esiti sorprendenti. Insomma, dai, questa indagine che hanno fatto, effettivamente si sente e mette preoccupata per l'ambiente, che iscritti chi, la vita sua, e l'ambiente sono le stesse cose, insomma, se cambia l'ambiente, cambia pure la vita propria di ognuno di noi, e dunque tutelare l'ambiente, che andare a tutelare di noi stessi. Ecco, poi in questa indagine è uscita fuori questa cosa. Per il 62% degli italiani il benessere ambientale viene prima del benessere economico. Loro stessi sono pronti a fare sacrifici per contribuire ad alleggerire l'impatto sul pianeta, facendo la raccolta differenziata dei rifiuti, riducendo sprechi di energia, di acqua, di cibo e di plastica e privilegiando i mezzi pubblici e la bicicletta all'uso delle auto. Sono i risultati dell'indagine demoscopica elaborata da MG Differente per il Festival Salviamo la Terra, organizzato dal Tirreno e dal gruppo SAE SPA, editore del quotidiano Il Tirreno. Del Tirreno, la Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio Emilia, la Nuova di Ferrara, che si è tenuto ieri a Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati, che ha visto la partecipazione
tra gli altri del presidente della regione toscana Eugenio Giani, dell'assessora regionale all'ambiente e alla protezione civile Monia Monni, della sindaca di Firenze Sara Funaro e dell'eurodeputato Dario Nardella del PD. Allora, ottimismo in maggioranza, lo che dare decadenza per l'attorno, gli scritti tutto chi RBT, su prima udienza di su processo, prosa, decadenza torne, e praticamente hanno rinviato tutto dei 2 mesi. Ieri al Tribunale di Cagliari il primo confronto sul ricorso tra gli avvocati della Presidente e il collegio di garanzia. Ritenuto che la causa sia matura per la decisione, in quanto ogni questione potrà essere decisa unitamente al merito, fissa per la discussione e la decisione l'udienza al 22 maggio. Ieri mattina il collegio del Tribunale di Cagliari, presieduto dal giudice Gaetano Savona, affiancato dai colleghi Bruno Malagoli e Francesco De Giorgi, si è dunque dichiarato pronto a decidere entro la fine di maggio sul ricorso presentato dalla Presidente della Regione Alessandra Todde contro l'ordinanza ingiunzione del collegio di garanzia elettorale della Corte d'Appello che l'ha sanzionata con 40.000 euro, determinando anche la trasmissione al Consiglio regionale per la dichiarazione di decadenza di sua competenza che presume per presunte violazioni sugli obblighi di rendicontazione di finanziamenti e spese elettorali. Va bene, ottimismo in maggioranza, ma il centrodestra avverte la legislatura è finita. Sollievo nel palazzo di via Roma, sollievo che non si sono pronunziato il diretto, altri 2 mesi di respiro, deve tirare da innanzi, fino da più o meno su mese di marzo, da marzo a aprile, dei sanno inveniente, insomma, casi, non maturano lo privilegio che maturano tutti i discorsi stessi, e quindi perdere una busta dei nani, tocca stare a mandare da innanzi questa cosa, quanto più possibile. Altri 2 mesi di respiro, dai mesi in mese, nel Consiglio regionale che rischia di andare incontro allo scioglimento dopo appena un anno di legislatura. Si vive alla giornata e ieri era il sollievo, e ieri sera, vabbè, mi è mancato una S, il sollievo, la sensazione più diffusa al palazzo per la decisione dei giudici era evidente il sollievo. Va bene, andiamo da innanzi, acqua, piano anti-siccità, la regione sposta 35 milioni di metri cubi, però non tutti ne sono contento. La delibera dell'autorità di bacino travaso dalla diga di Bau Mugeris, cioè praticamente deve trasportare Abba da un Luca satiro, ma l'Ogliastra storce il naso per il regalo al Campidano. I sindaci narrano: è giusto aiutare altri territori, ma servono investimenti infrastrutturali. Riarmo UE, presentato il piano, ma le divisioni dominano la scena. Su spesa e acquisti comuni, i 27 devono ancora trovare la quadra. Washington, Bruxelles, Meloni media ancora. 28enne, io insultata. Meloni media, in 2 spede, cioè che non pede, in 2 si scarpas. Aree idonee, scontro Regione-Stato. Allora, che la Regione ha fatto ricorso a bozzatura della legge numero 15, rinnovabili, l'opposizione insorge. Subito la Pratobello 24 in consiglio. L'opposizione del Pratobello non è la futtita un tubo, ma sicuramente è un cavallo di battaglia che può galoppare e tanto lo tirano in gioco.
Tyrrhenian Link, stop da Roma ad una delle centrali. Il Ministero dell'Ambiente stoppa il via ai lavori per la stazione di conversione nell'agro di Selargio, una delle 2 centrali previste nel territorio comunale con il Tyrrhenian Link, tutto bloccato dopo una serie di richieste di integrazione presentate dal comune a seguito di una variante al progetto inviata da Terna poche settimane fa. Di fatto una modifica della superficie in riduzione dell'impianto, di fatto una modifica della superficie in riduzione dell'impianto, ma il comune ha comunque inviato una serie di contestazioni, cioè praticamente hanno ridotto soltanto di occupare, ma il comune comunque ha inviato una serie di contestazioni e richieste di chiarimenti amministrativi e tecnici, chiedendo al Ministero dell'Ambiente lo stop dell'intervento compreso di variante, anche se presuppone una riduzione di superficie, oltre a una serie di incongruenze rilevate negli elaborati. Non è presente nessun studio ad hoc sul campo elettromagnetico per l'impianto in corso di progettazione e quindi tutte queste osservazioni hanno voluto a bloccare questa cosa. L'ultima spiaggia è la Pratobello da 211.000 firme. La rete degli attivisti è mobilitata contro la devastazione. La rete per la Pratobello 24 non sta a guardare. Dopo la manifestazione di domenica contro l'assalto eolico, agrivoltaico e fotovoltaico, i comitati e i gruppi che non più tardi di qualche mese fa hanno manifestato a Cagliari, arrivando persino ad occupare il Consiglio regionale, studiano le contromosse. Che il rimedio sia la proposta di legge di iniziativa popolare che hanno spinto nei mesi caldi dell'estate scorsa fino a raccogliere 200.000 firme che il rimedio sia quello è scontato. Lo dice Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo, un po' il padre della Pratobello. Lo ripetono i militanti come Gianfranco Cao, poesia del popolo sardo, transizione più transizione uguale devastazione, dice. Lo abbiamo scritto negli striscioni durante le nostre apparizioni al carnevale di diverse località dell'isola, e non per dare ripetizioni di matematica, ma per far capire ai sardi che la speculazione in atto può davvero incidere in maniera negativa sul benessere della nostra terra. La Pratobello, che punta sull'urbanistica e si appiglia in questa direzione allo Statuto sardo, può essere davvero la soluzione. Concetto identico a quello espresso da Davide Meloni del comitato di Utah. La Pratobello per noi è l'ultima spiaggia per la salvezza dell'isola, dice l'attivista. Basta imposizione da Roma, basta difese di facciata, anzi sollevo un dubbio, senza con questo voler aprire un altro fronte. Draghi ha previsto di far diventare la Sardegna come piattaforma energetica dell'Europa. Questa energia servirà per salvare il mondo o alimentare le industrie belliche europee, eccetera, eccetera. Va bene. Decadenza, c'è il rinvio, la decisione al 22 maggio. Scusate, ma di questo non abbiamo già dato, è scambitato di ponere in occhio questa cosa. Che poi bestia, non abbiamo mai disposto la sanzione da Todde lesive affermazioni in consiglio. Nella memoria del collegio di garanzia una nuova contestazione alla Presidente, e cioè il processo su decadenza e sanzione a carico della Todde più che in punta di diritto si sta giocando a sciabolate comparate e controfese da ambio le parti. Il collegio di garanzia contesta alla radice tutte le argomentazioni della difesa, addirittura definendo irrituale l'iscrizione al ruolo operata dalla difesa subito dopo l'iscrizione al ruolo operata dalla difesa,
Subito dopo cala quello che spera essere uno dei suoi assi nella manica. Non esiste alcuna sanzione di decadenza, perché l'ordinanza applica solo sanzioni pecuniarie. Citando a suo sostegno una sentenza della Consulta, il collegio precisa che la difesa non può agire contro un provvedimento futuribile, è in questo momento inesistente. La legge e il senso del ragionamento riserva solo al Consiglio regionale questo atto, eventualmente impugnabile al TAR, visto come sanzione autonoma ma vincolata, cioè si può fare ricorso a decadenza, sì, la decadenza non è stata decisa dal Consiglio regionale, questo è su Yoko de Cuca, io ho ricorso alla polizia, quindi. Zelensky parla all'Europa, Putin vi sta ingannando, Nockergai. Gli aiuti proposti da Callas ridotti a 5 miliardi di euro, una sconfitta, e cioè sul Parlamento europeo a quanto pare hanno ridotto tutte sui nari dell'area. La rabbia delle famiglie degli ostaggi, no, che sono danne di Israele, danne in un bel dalla famiglia sono ostaggi che bisogna gallo vivo eppure sono morto. Sono pensando che Netanyahu praticamente lo sceglie a sacrificare, però mantenne questa guerra e i skin che canto può durare questa guerra, canto può durare il governo suo. Intanto andiamo in Turchia, migliaia sfidano il divieto, scontri dopo l'arresto del sindaco di Istanbul, tensioni alla manifestazione di Istanbul contro l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu, dove la polizia ha utilizzato gas lacrimogene e proiettili di gomma contro i manifestanti arrivati a migliaia, nonostante il divieto decretato dal governo del presidente Erdogan. È chiaro che Erdogan ha fatto un'operazione chiara, cioè ha eliminato un possibile concorrente in questa elezione. Funziona Gai, non mi bisogna oligarca, cioè dai leader dell'UE sì al riarmo, ma ci sono dubbi sui conti. L'abbiamo già visto. E va bene, che in questo terminiamo il ritenover di oggi e canto poi abbiamo posto 33 minuti, quindi abbiamo un po' sforato il tempo che mi ha proposto e che ha a disposizione. Va bene, tancamo il ritenover di oggi, questa sigla di tancatura, e nos diamo l'appuntamento a stasera, a questa manifestazione sul pastore e a casa a suo convegno su padre Turdas. A mezzo vedere, buon a tutto da Bizzi TV. Adioso e mezzo a casa.